di Rufino di Concordia. Siccome sia lui sia Girolamo sono morti, possiamo pensarli in pace e quindi dopo 1600 anni penso non se la prenderà male Girolamo se mentre lo celebriamo diamo voce a un suo vecchio amico che poi è diventato nemico. Ecco, vorrei rileggere alcuni passi delle opere di Rufino, cercando innanzitutto gli elementi riguardanti Girolamo come persona, come maestro, come amico diventato poi suo nemico. Entrambi, pur nella ferocia delle espressioni usate l'uno contro l'altro, sono testimoni di aver avuto un rapporto intenso, profondo, di grande stima ed emulazione. Essi hanno condiviso per buona parte della vita non solo la professione di fede come stile di vita monastico, ma si sono adoperati per valorizzare al massimo gli strumenti attraverso i quali la fede poteva essere vissuta, cioè lo studio delle Sacre Scritture e la tradizione della Chiesa. E sarà proprio il loro modo diverso di concepire queste due realtà che li porterà a dividersi e a scontrarsi. I loro diverbi non furono generati solo dalla diversità di carattere o di vedute. La controversia origeniana, nata in Palestina, ma diffusasi ben presto proprio grazie a loro in Occidente, chiedeva di interrogarsi sul senso della trasmissione del sapere e su quali criteri ci si poteva basare per assicurare la fedeltà all'autenticità della fede. Il dibattito sulle opere di Origene, così, non riguardò solo l'Alessandrino e la sua eredità, ma pose in questione innanzitutto l'identità del testo della Sacra Scrittura, che poteva essere accostato sia nella sua versione greca, tradizionale, consolidata nella Chiesa, sia nella sua versione ebraica, più antica e più vera secondo Girolamo, ma certamente innovativa rispetto alla prassi consolidata fin dai tempi apostolici. Di conseguenza si poneva in questione il senso della traduzione dei testi. Tradurre poteva essere visto solo come esercizio ascetico o culturale, ma anche come fonte della conoscenza della verità. Paradosso della storia, Girolamo, grande traduttore dei testi biblici in lingua latina, considerò la traduzione dei 70 non ispirata e Rufino, invece, fedele ai 70 perché sempre usati dalla Chiesa, contestò la pertinenza ecclesiale delle traduzioni di Girolamo. Al nocciolo della questione c'era il problema di definire lo statuto culturale e divino di una traduzione. I 70 potevano essere considerati solo come una semplice opera di cultura, senza alcuna implicazione di carattere ispirato ed ecclesiale, oppure in virtù dell'uso apostolico dovevano essere considerati divinamente ispirati. Tradurre, insomma, poteva essere considerata un'operazione confacente la natura della fede cristiana, un esercizio ascetico degno di un monaco, oppure doveva rimanere relegata a mero esercizio filologico e di erudizione. Ecco, il presente intervento è limitato ad una breve indagine su Rufino, in modo particolare le due apologie contro Girolamo, e il cui contributo ovviamente è solo una piccola tessera di un mosaico più grande che meriterebbe essere inserito in un dialogo tra i testi del monaco del Monte degli Ulivi e quelli del monaco di Betlemme. Qui ci fermiamo solo a presentare per sommi capi la visione del concordiese. Quindi vorrei innanzitutto richiamare gli appellativi con i quali Rufino, specialmente nelle due apologie, si rivolge al monaco di Betlemme. La scelta dei vocaboli e l'uso frequente di alcuni in modo particolare aprono finestre significative sul panorama del loro rapporto. Poi mi sono messo a raccogliere, qui non c'è il tempo di farlo, alcuni temi specifici, i motivi di accusa che Rufino adduce contro Girolamo. Lo accusa di essere un diffamatore, un calunniatore, di essere stato facile nel cambiare opinioni su cose fondamentali e quindi di rivelarsi un bugiardo, almeno un instabile, di essere uno più innamorato degli autori greci e latini che non delle Sacre Scritture. Di più, di essere, questa è l'accusa peggiore per Rufino, di essere un corruttore non solo delle traduzioni di Origene ma anche di quelle della Bibbia, alimentando divisioni e possibili scismi nella Chiesa. Qualche conclusione ovviamente. Ecco, sugli appellativi di Rufino a Girolamo. Sono diversi gli appellativi: amico, fratello, collega, maestro, retore anche. Quest'ultimo appellativo, maestro, in modo particolare
è usato più volte nell'opera di Rufino esclusivamente in senso sarcastico. Già l'inizio della prima apologia si apre in modo caustico nei confronti di Girolamo. Dice: ho letto, Aproniano, figlio carissimo, la lettera mandata dal buon amico e fratello d'Oriente all'illustre Pammacchio che tu mi hai inviato. L'amico, il buon fratello d'Oriente, è Girolamo, anche se mai Rufino lo nomina esplicitamente lungo la sua opera. Il tono è ironico e il silenzio sul nome è già significativo, mentre il termine amico è scarsamente rivolto al monaco di Betlemme. Il termine fratello più volte è impiegato nella dialettica tra i due. Girolamo, dal canto suo, non si rifiuta, almeno fino a quando la controversia non prende una piega irreversibile, di chiamare Rufino suo amico ricercato a lungo nell'Epistola 3, con il quale è legato da un amore fraterno più unico che raro. Collega anche un titolo rivolto a Girolamo usato da Rufino anche per descrivere il rapporto di amicizia tra Basilio e Gregorio nella storia ecclesiastica dell'11° libro. Una sola volta nei 2 libri delle Apologie lo chiama suo collega. Dice, cito, uomo di somma eloquenza, fratello e collega mio, inserendo il termine collega in stretto rapporto con la parola fratello, che fa intendere ben più di un rapporto di collaborazione, con tutto lo spettro che questa parola ha nel mondo cristiano, in modo particolare nel mondo monastico. Collega noster è anche l'appellativo che Rufino usa nella prefazione al primo libro del Periarchon di Origene, sempre in stretto legame col termine frater. L'appellativo che ricorre maggiormente nelle 2 apologie è quello di magister. A volte viene amplificato con qualche aggettivo come magister nobilis, altre volte combinato con altre espressioni identificative del monaco di Betlemme, magister de Oriente. L'uso, pur nello stile ironico, è un riconoscimento della elevatura intellettuale di Girolamo, tant'è vero che tale appellativo viene riferito a Paolo come maestro delle genti, magister gentium, e soprattutto ad Origene, che da Girolamo stesso, a detta di Rufino, fu definito maestro dopo gli apostoli. Di più, Rufino stesso riconosce di rendere omaggio a Girolamo come ad un maestro, anche quando egli meriterebbe di essere chiamato un eretico, nel capitolo 25 del primo libro dell'Apologia. In quanto maestro, Girolamo è anche punto di riferimento per tutti i suoi discepoli, e non tarda Rufino a riconoscere che all'origine della diffamazione che percorre l'Italia circa la sua opera di traduttore è causata da Girolamo stesso. L'appellativo magister diventa anche un criterio per verificare le argomentazioni di Girolamo. Da un maestro si pretende coerenza tra l'insegnamento impartito e le conseguenze tratte da esso. Invece Girolamo, agli occhi di Rufino, si dimostra incoerente e inaffidabile, tanto di mettere in discussione la sua serietà di maestro. L'identità di Girolamo come maestro è in riferimento al suo essere versato nelle lettere, un riconoscimento che troviamo anche nella storia lausiaca di Palladio, un presbitero, Girolamo, che abitava in quel luogo, un uomo che spiccava per la sua valenza nelle lettere latine e per naturale talento, ma nutriva in sé una tale gelosia che ne veniva oscurata la bravura letteraria. In diverse occasioni, anche Rufino ricorda che egli non smetteva, anche nella vita monastica di Betlemme, di leggere i greci e i latini. Ricorda quando gli portavano i quaternioni di Cicerone, che più volte li aveva messi tra le mani, e dava ricompense maggiori per i quaderni di Cicerone che non per i codici della Sacra Scrittura. E qualche pagina prima aveva detto che non ci sia pagina dove Girolamo non si dichiari ancora ciceroniano. Il tono poi diventa beffardo quando Rufino ricorda il vanto di Girolamo, il quale afferma di aver letto Pitagora sapendo bene che le sue opere sono perdute. A Girolamo, pur con il tono dell'ironia sarcastica, viene riconosciuta un'ampia capacità di lettura dei greci e dei latini. Nello stesso tempo, però, agli occhi di Rufino pare sorprendente come Girolamo, pur così ben educato e allenato ai sottili ragionamenti, non riesca a riconoscere il suo cambiamento di opinione nei confronti di Origene e l'aver iniziato a diffamare Rufino e con lui Ambrogio, il vescovo di Santa Memoria, come in forte contraddizione con la sua preparazione culturale. Il concordiese cerca anche di difendersi, non certo con la implacabile verga censoria dello stridonense, appellandosi al fatto che egli non ha seguito né i giudei
il chiaro riferimento è al maestro rabbino di Girolamo Baranina, che però per assonanza Rufino chiama Barabba, e né i filosofi o i rettori greci. La figura del maestro, allora, il magister, qui emerge non tanto come una figura spirituale che ha la preoccupazione di educare gli altri ad uno stile di vita, preoccupazione prima della scelta Rufino, ma è una figura prettamente intellettuale, tutta dedita allo studio dei maestri di un tempo. Girolamo li consulta e li cita assiduamente e dimostra per essi un affetto sproporzionato, tanto che per averne copie è disposto a pagare di più di quanto non paghi una copia di un libro biblico. Non consta che Girolamo abbia mai chiamato Rufino magister, pur avendogli manifestato prima della controversia parole impegnate di lode e ammirazione, tanto da chiamarlo monaco insigne e averne descritti i tratti della chiara santità, riferisco all'Epistola 4 di Girolamo. Dunque questa breve indagine sull'uso del termine magister ci mette di fronte ad una grande differenza tra i due monaci. Rufino riconosce la preparazione culturale di Girolamo e lo pone alla pari di Origene per erudizione e capacità di lettura. Tuttavia questo titolo non viene mai applicato alla vita ascetica o monastica. E Girolamo, d'altra parte, che riconosce a Rufino una qualità alta della sua vita religiosa, almeno nella prima parte della sua vita, non lo chiama mai maestro. Forse è solo un dettaglio, ma che apre un piccolo spiraglio con prospettive sulle quali essi guardavano gli stessi temi, punti di vista che forse li hanno portati poi a dividersi. La questione delle traduzioni. Questione che rende irrevocabile il processo che porterà i due amici monaci a dividersi riguarda la loro attività di traduzione, non solo per ciò che riguarda l'oggetto delle traduzioni, Origene e la Bibbia in modo particolare, ma soprattutto lo statuto stesso della traduzione. Se tradurre è un'attività nella quale si cimentano entrambi i nostri autori, tuttavia la significazione culturale e spirituale che essi esprimono è profondamente diversa. Il punto di partenza della controversia non riguarda tanto il grado di ortodossia delle opere di Origene, ma la correttezza delle loro traduzioni, nelle quali entrambi danno testimonianza di essersi affaticati. Nell'Apologia ad Anastasio, Rufino si difende dall'accusa di essere stato il primo traduttore dell'Alessandrino. Io di Origene non sono né il difensore né il sostenitore né il primo traduttore. Altri prima di me avevano fatto questa stessa cosa e anch'io l'ho fatta per ultimo su richiesta dei fratelli. Girolamo infatti si era cimentato per primo nel rendere il romano Origene e Rufino in più punti della sua apologia afferma di aver seguito il suo maestro nel tradurre. Ho precisato la norma seguita per la traduzione, dalla quale mi avevi offerto più volte l'esempio proprio costui che si erige ora ad accusatore. Ho chiarito quale fine mi fosse proposto nel tradurre, così dice Rufino. Rufino dunque imita Girolamo, a detta sua, dicendo di essersi attenuto ad imitare il modo di tradurre, non un altro. Quando ero giovane, cito Rufino, ho sbagliato, mentre tu più che ammetterlo spontaneamente vi sei costretto. Io ho detto di averti imitato e seguito soltanto nel modo di tradurre, ma non in altro. Sebbene anche questo, a proposito, tu dica che ti sia stato fatto torto perché io ti ho seguito. Circa il modo di tradurre di Girolamo, che egli stesso ha espresso, anche se non sempre seguito nell'Epistola 57, Rufino dice di averlo imitato senza discostarsi dal suo esempio. Così dice nella prefazione del De Principis, il primo libro. Nel tradurre seguirò il metodo di chi mi ha preceduto e particolarmente di quell'uomo del quale abbiamo fatto menzione in precedenza. Si rivela anche qui il riconoscimento di Girolamo come un vero e proprio magister, in questa attività che dava da bere ai moltissimi assetati alle fonti e alle acque dei libri. Cosicché, pur nella forma ironica e adoperata nelle due apologie, non vi è alcunché di sarcastico nel riconoscere a Girolamo lo statuto di maestro, proprio in quanto traduttore. Rufino, che si professa il traduttore dei libri di Origene, nel secondo paragrafo nella prima apologia, si riconosce discepolo e imitatore di Girolamo. Quindi Rufino si sente attaccato sulla sua capacità di tradurre, e non tanto per questioni dottrinali, che pure nella fine del IV secolo, in piena epoca teodosiana,
erano particolarmente sentite. Infatti Girolamo si mise a ritradurre l'opera che Rufino aveva già tradotto, perché considerava la sua traduzione un'adulterazione del testo originale. E nel passo del paragrafo 39 della seconda apologia contro Girolamo non può sfuggire che Rufino si ritenga paragonato da Girolamo ai 70. Rufino avrebbe dato una versione di origine adulterata, così come i 70 avrebbero adulterato il testo ebraico della scrittura giudaica. La questione della traduzione a questo punto non riguarda più solo l'oggetto in questione, origine o la Bibbia, ma riguarda lo statuto della traduzione. Girolamo, che si considera ed è riconosciuto essere un maestro nel tradurre, sembra rigettare qualsiasi riconoscimento divino o ispirato alla traduzione, tanto da mettere in discussione anche i Septuaginta, ampiamente usati nella Chiesa fin dai tempi apostolici e riconosciuti già da Ireneo e da Eusebio, e già prima dalla lettera di Aristea a Filocrate, come una traduzione divinamente ispirata. Dalle parole di Rufino si evince che la traduzione di Girolamo, sulla cui esattezza non entra mai in merito, è comunque considerata una manomissione ai libri divini. Dice Rufino, al paragrafo 44 della seconda apologia: tu sostieni che a te è lecito anche ciò che non è lecito, mentre nei nostri riguardi consideri colpevole anche ciò che è permesso. Tu infatti vuoi essere lodato quando alteri le parole sacre e i libri divini. Qualche paragrafo prima Rufino metteva in evidenza la pretesa di Girolamo di essere stato un buon traduttore, tanto da aver superato i 70 stessi. Tu affermi che questa tua traduzione è più esatta di quella approvata dagli Apostoli, e gli fa presente che nessuno prima di lui aveva usato tanto da considerare l'eredità apostolica come alterabile. Le osservazioni di Rufino non entrano in merito sulla capacità di tradurre di Girolamo, ma su una questione di come bisogna considerare la traduzione stessa. Non è il tradurre il problema, ma secondo Rufino l'uso apostolico dei 70. Per Girolamo invece, concentrato su una concezione della divinità del testo biblico, legato all'arcaicità della lingua ebraica, non teme di compromettere i 70, da sempre usati, perché essendo una traduzione, a suo avviso non tanto buona a causa dei manoscritti, dice all'inizio della sua carriera, non può avere alcun valore divino. Qualche nota di conclusione. La breve indagine sugli appellativi dati da Rufino a Girolamo nelle due apologie a lui indirizzate mette in evidenza almeno 3 elementi degni di nota per rimettere a fuoco lo stridonense agli occhi del suo ex amico concordiese. Il primo è che Girolamo è riconosciuto come un magister, un autentico maestro delle lettere, un attento filologo, potremmo dire in termini moderni, un profondo conoscitore delle scritture e di origine, anche se purtroppo Rufino è assai avaro nell'esemplificare testi di traduzione geronimiane. Un secondo elemento riguarda il contesto polemico della controversia originiana che indubbiamente altera i contorni del loro rapporto. La facilità con cui Girolamo diffama i suoi amici viene ritenuta da Rufino un'operazione assai diseducativa per un uomo di chiesa, per un monaco. Non manca molto, dice Rufino, che il fare di Girolamo provocherà degli scismi molto dolorosi, e siamo in pieno IV secolo, nelle fasi diverse della crisi ariana. L'ironia di Rufino, che non riesce mai ad avere la robustezza delle invettive del monaco di Betlemme, fa intendere che ci sia dispiacere e dolore per una gelosia, così come la definisce anche Palladio, che gli fa muovere la lingua con acredine. Un terzo elemento riguarda il loro modo di vivere la tradizione della Chiesa e in essa il senso delle scritture divine. Per Rufino è inalterabile l'eredità apostolica e non può essere messa in discussione da alcuna pretesa di carattere culturale o intellettuale. E non è di rilievo per lui la questione della lingua originale. Girolamo invece, che pure condivide con Rufino l'attività di traduttore, si manifesta come uno che non può considerare la traduzione il tradurre come un'azione divina, perché essa è frutto dell'ingegno umano, che mette alla prova solo la propria capacità intellettuale e al massimo ascetica. Girolamo, pur ben consapevole e orgoglioso del suo genio e della sua diuturna dedizione ai libri sacri,
mai avrebbe approvato che la sua traduzione della Bibbia potesse essere considerata ispirata. Agli occhi di Rufino però i 70 non erano una semplice traduzione e non dovevano essere giudicati solo con dei criteri filologici, ma in virtù del loro uso apostolico, fonte della verità cristiana. Credo che le opere di Rufino di Concordia restano ancora una fonte preziosa per raccogliere la stima dell'opera di Girolamo. Grazie molto per l'ascolto.